Occupazione alberghiera in linea col 2019. A Jesolo tutto è esaurito a Ferragosto, con presenza di turisti stranieri vicino al 50%, soprattutto di lingua tedesca. È il primo bilancio tracciato dall'Associazione Jesolana Albergatori. È un mese che ci ha dato un po' di conforto, numeri importanti, direi ai livelli quasi del 2019, c'è un calo percentuale nell'ordine dell'1%, quindi insomma poca cosa, e questo ci aiuterà sicuramente al raggiungimento di quegli obiettivi che ci eravamo prefissati alcuni mesi fa per quanto riguardava questa stagione complessa e difficile di un calo del fatturato che non superasse il 50%. I dati fanno registrare percentuali da quasi tutto esaurito nelle 2 settimane centrali di agosto. Complessivamente i primi 25 giorni risultano essere in linea con quelli dello scorso anno, mentre per quanto riguarda l'ultimo fine settimana la previsione è per un'occupazione dell'88%, ma molto dipenderà dalle condizioni meteo che in questo momento non sembrano favorevoli. L'attenzione è concentrata dunque sul mese di settembre, anche se l'assenza di eventi importanti non aiuterà. Il mese di settembre è sempre stato un mese fondamentale, come insegniamo i mesi centrali servivano per coprire i costi e le code per far guadagno per le imprese della stagione estiva jesolana. Il mese di settembre quest'anno è sicuramente ancora più difficile degli anni precedenti, è un mese in questo momento un po' a rilento, complice sicuramente l'aspetto meteorologico che in questi giorni non aiuta a creare quel volano, quella voglia di vacanza per la prossima settimana, visto anche il periodo breve di anticipo sulla prenotazione molto sottodata che ha caratterizzato questa stagione. Credo che anche l'assenza di eventi importanti, come è successo l'anno scorso, dove in occasione delle frecce tricolori, dell'air show, abbiamo toccato picchi del 98% di occupazione per quel sabato a metà settembre, quest'anno l'assenza di appunto questi eventi importanti di richiamo creeranno un deficit occupazionale per quanto riguarda le nostre strutture che vedo difficilmente colmabile con i pochi eventi in calendario.